Manifestazione che si ripete da tantissimi anni con un grandissimo successo. Oggi sono stati ricordati i vincitori delle singole manifestazioni, sono stati ricordate le personalità dello sport e non dello sport che hanno partecipato a queste manifestazioni, ed è un modo per promuovere lo sport per immagini, il che è sicuramente qualcosa di particolarmente affascinante. Oggi sono stati premiati anche due grandissimi dello sport, in particolare del calcio. Sappiamo che lei è un debole per il rossonero. Cosa vi siete detti con Fabio Capello? Non posso dirlo perché entrambi abbiamo versato qualche lacrima sul momento del Milan. Sono più di 100 i paesi che partecipano a questo grandioso evento, di cui la Regione Lombardia si compiace ed è felice di ospitare, è orgogliosa di ospitare, proprio perché il connubio sport con media è un connubio forte che riesce ad andare oltre l'agonismo dello sport, ma a dare anche voce a tutti quei valori che sono dello sport, proprio dello sport, il valore della preparazione, del sacrificio, il valore anche della lealtà. E quindi io, sottosegretario allo sport e ai giovani, sono veramente felice di dar spazio e voce a questo grandioso evento. Sempre più forte, questi sono i valori dello sport, sono felicissimo e molto contento di ricevere questo prestigioso premio e vi ringrazio di cuore. Diciamo che il mio legame con l'Inter è molto forte da quasi 30 anni, da quando sono arrivato che ero praticamente un bambino, mi sono subito innamorato del mio club. E sinceramente ricevere questo premio e rappresentare l'Inter qui e in qualsiasi parte del mondo per me è un motivo di orgoglio e di onore. Che rapporto ha con il cinema in generale e con la televisione? Un rapporto molto stretto, diciamo, perché mi piace guardare la TV, mi piace guardare il cinema, vado con la famiglia, con i miei figli e sinceramente è un momento che sono felice insieme a loro. Un premio che mi inorgoglisce, perché sono passato dal campo alla televisione nei tempi non sospetti, lavorando con Bruno Pizzul, quindi facendo telecronache a tutto campo per la nazionale, e adesso mi ritrovo qui circondato da giornalisti, direi quasi colleghi, anche se io non ho il tesserino da giornalista, però lavorando per Sky mi risento nuovamente in campo e posso pronunciare e dire parole senza, diciamo, peli sulla lingua, quindi non sposando una tesi unica. Tante novità, tanti ospiti e soprattutto l'impegno, la volontà di costruire il percorso che da qui ci porta al 2026 con la Regione Lombardia, la Fondazione Milano Cortina 2026 e questi ospiti internazionali con la presenza di video che arrivano da tutto il mondo, sono 140 video, arrivano da 130 paesi, quindi abbiamo l'opportunità di offrire senza pagare per una settimana nel Palazzo della Regione Lombardia, l'Auditorium Testori, via Melchiorre Gioia per quelli che non lo sanno, dove c'è la possibilità di vivere e respirare insieme ai campioni l'aria dello spirito olimpico. Durante il festival ci sarà una mattinata intera dedicata a un corso di formazione sull'uso dell'immagine sportiva, i diritti dell'immagine sportiva, quindi un momento di formazione importante per i giornalisti proprio in prospettiva di quelli che saranno i giochi, dove il problema del logo, il problema del marchio, il problema dei 5 cerchi sono problemi che è bene conoscere.